Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i principali argomenti. Non si può tornare dall'università in una bara, il cordoglio del sindaco di Solarino, paese di cui era originaria Chiara, la studentessa 18enne travolta da un'auto sulla circonvallazione di Catania. Stava attraversando sulle strisce mano nella mano con il fidanzato. Anche un forestale ed un pastore tra le 3 persone arrestate per gli incendi che nei mesi scorsi hanno devastato ettari di terreno nel Trapanese. Attendevano i giorni di scirocco per appiccare le fiamme. Maturità bis per 11 studenti di Spadafora costretti da un ricorso a riaffrontare ansie e patemi. Come nel film devono ripetere l'esame annullato per irregolarità. L'isola che si spopola, i siciliani residenti all'estero sono quanto una grande città, oltre 800.000. La Germania è la prima destinazione, Agrigento la provincia più abbandonata. Sempre più caro l'olio extravergine di oliva, pilastro della cucina mediterranea. Al supermercato un litro arriva a superare 10 euro e nei prossimi mesi il prezzo potrebbe aumentare. A Catania una casa per i senza tetto, siamo entrati nel dormitorio di Nesima che ospita 50 persone. Il racconto di Orazio, tra queste mura ha ritrovato la dignità. Calcio, il Catania batte il Picerno in Coppa Italia conquistando con il brivido l'accesso agli ottavi. Dopo il 2-0 iniziale i lucani hanno pareggiato per poi arrendersi nel finale. Calcio, vittoria d'oro per il Palermo che batte il Brescia nel recupero della seconda giornata di campionato, a firmare la rete della vittoria il centrocampista Koulibaly. Ancora dolore e tanto sgomento per l'incidente in cui ha perso la vita una studentessa di 18 anni, Chiara, travolta da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali alla circonvallazione di Catania. Con lei c'era anche il fidanzato. Non si può tornare dall'università in una bara, il commento del sindaco del suo paese, Solarino. Sentiamo Tonino De Mana. La fine delle lezioni, il ritorno a casa, magari a programmare la serata, la cena, un film da vedere insieme. Ma il destino crudele e beffardo attendeva Chiara sulla circonvallazione a pochi metri dalla cittadella universitaria che frequentava da poco, essendo iscritta alla facoltà di scienze biologiche. Chiara forse non sapeva neanche la pericolosità di quella strada e forse non saprà mai che il suo fidanzato Francesco ha fatto di tutto per salvarla ed ora, dimesso dall'ospedale, è sotto shock nell'abitazione dei genitori a Solarino. Erano mano nella mano sulle strisce pedonali quando uno scooter è piombato addosso ad entrambi. Chiara è finita per terra e non ha avuto neanche il tempo di rialzarsi, che una Fiat Punto l'ha travolta e trascinata per metri. Facile intuire che la macchina procedeva a velocità sostenuta. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia, un atto dovuto all'iscrizione nel registro degli indagati dei conducenti dei mezzi coinvolti. Sconvolta la comunità di Solarino, portavoce il sindaco Giuseppe Germano. La comunità di Solarino è veramente devastata da questa notizia della morte di Chiara. È tragico mandare tua figlia all'università e vedertela restituita in una bara. È il momento del silenzio, della riflessione. Dovremmo capire tutti quanto è importante la vita e quanto purtroppo in un attimo tutto può cambiare. È il momento del dolore, ma anche delle polemiche che infuriano in tema di sicurezza stradale in un tratto, il viale Andrea Doria, già teatro di numerosi incidenti gravi. E il mondo universitario si mobilita per chiedere accorgimenti seri affinché si evitino altre tragedie. Dossi, cavalcavia, sottopassi, semafori pedonali, autovelox, presidi fissi delle forze dell'ordine sono tutte soluzioni al vaglio. Prima però sarà fondamentale educare al rispetto dei limiti di velocità e ribadire che l'auto non è solo un mezzo per spostarsi, ma può diventare un'arma letale. Approfittavano del vento di scirocco per appiccare il fuoco. In manette 3 piromani ritenuti responsabili degli incendi che nei mesi scorsi hanno distrutto ettari di terreno nel Trapanese. Uno di loro è un operaio della forestale, Laura Spanò.
Un operaio stagionale della Forestale, un recidivo e un pastore. I carabinieri fanno luce sugli incendi divampati quest'estate ad Alcamo, Custonaci e Paceco nel Trapanese, arrestando i responsabili residenti nei comuni percorsi dalle fiamme. 2 ora sono agli arresti domiciliari, il terzo è finito in carcere. I 3, da quanto accertato dai militari dell'Arma, attendevano le giornate di scirocco per entrare in azione, realizzando i punti di innesco in terreni incolti sia di proprietà privata sia comunale, con l'obiettivo di arrecare maggiori danni possibili. L'operaio forestale sarebbe il responsabile dell'incendio che ha interessato Contrada Costa ad Alcamo. Il rogo, divampato lo scorso mese di agosto, ha ridotto in cenere 12 ettari di terreno, minacciando di aggredire le abitazioni circostanti. Uomini della Forestale e Vigili del Fuoco impiegarono 7 ore per completare l'operazione di spegnimento. A incastrare il piromane le telecamere di abitazioni private che lo hanno immortalato mentre si allontanava dalla zona a bordo della propria auto. L'operaio è entrato in azione un'ora prima di prendere in servizio. Ad appiccare il fuoco tra le vie Dante Alighieri e piazza Campicella a Custonaci un 49enne del posto, con alle spalle precedenti di polizia per reati specifici. L'uomo è stato notato da un testimone mentre lanciava dal finestrino dell'auto un oggetto che, finito tra le spaglie, causava l'innesco dell'incendio. Ora è in carcere. Sarebbe stato invece un pastore il responsabile dell'incendio divampato lo scorso mese di ottobre in 2 distinti punti della riserva delle saline di Trapani e Paceco, riducendo in cenere un ettaro di macchia mediterranea. Il piromane è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava in sella ad una Vespa dove aveva appiccato il fuoco. Sono questi i primi effetti del lavoro del nuovo pool investigativo sugli incendi boschivi costituito dalla Procura Trapanese, che ha già richiamato i comuni a far rispettare le ordinanze per la pulizia dei terreni da parte dei privati. Resta in carcere il cameriere tunisino accusato di aver ucciso con 3 colpi di pistola in via Roma a Palermo la notte tra venerdì e sabato il collega algerino Samir. Il GIP ha convalidato l'arresto di Ali El Abed Baghera. I 2 lavoravano in ristoranti l'uno di fronte all'altro in via Amerigo Amari e il movente sarebbe legato proprio all'accaparramento dei clienti. A incastrarlo sarebbero le immagini delle telecamere della zona. Il suo avvocato nega però che l'uomo nelle immagini sia proprio il suo assistito. Come nel noto film, anche 11 studenti di un liceo di Spadafora in provincia di Messina hanno dovuto ripetere l'esame di maturità. Le prove affrontate nel luglio scorso sono state infatti annullate per alcune irregolarità. Bis di ansia dunque per ragazzi e genitori. Per molti la fine di un calvario, soprattutto psicologico. Al liceo Galilei di Spadafora in provincia di Messina sono iniziati gli esami orali bis della prova di maturità per 11 studenti della quinta A linguistico che hanno dovuto ripetere la prova dopo le irregolarità emerse in quella dello scorso luglio e venute fuori dopo il ricorso di una delle studentesse. Oggi primo giorno, svolto in un clima di serenità con la commissione presieduta dal dirigente dell'Istituto Anis di Messina Elio Parisi, che ha cercato di mettere gli studenti tutti a proprio agio. E allora, nonostante la tensione del momento, tutti hanno affrontato la prova dimostrando di aver studiato. È stato un po' strano, inaspettato, però la commissione era molto tranquilla, quindi mi sono trovata anch'io tranquilla e abbastanza a mio agio. E ora sono tranquilla, ma comunque lo ero come la mia compagna anche prima di entrare. C'era più tensione a giugno-luglio e quindi oggi mi sentivo più a mio agio. Domani è sabato le prove degli altri studenti che da 2 mesi a questa parte hanno vissuto dei momenti di angoscia ed ansia, stati d'animo condivisi anche con i genitori. Ci sono stati alti e bassi, soprattutto le ragazze ne hanno risentito tanto perché si sono prima chiusi nel silenzio e poi hanno cominciato a sfogarsi e sono state un po' angosciate, si vedeva. Ultimi tempi però hanno riacquistato un po' più di serenità per arrivare ad oggi più tranquille, più serene. E adesso si può tornare a pensare al percorso di studi universitario, c'è chi lo farà a Messina e chi andrà fuori, con quel che adesso rimane un ricordo da raccontare. I siciliani che abbandonano per varie ragioni l'isola sono oltre 800.000, praticamente una grande città. Agrigento è la provincia più abbandonata. Adelaide Barbagallo.
Addio Sicilia, addio Italia. Quasi 1 milione di siciliani vivono all'estero, 815.000, un'emorragia di trasferimenti che non si arresta. Nel 2022 oltre 7.000 persone hanno lasciato l'isola per trovare fortuna fuori, ma potrebbero essere anche di più perché questa cifra viene fuori dal registro degli iscritti all'estero. Il nuovo rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes fotografa ancora una volta una Sicilia che si svuota, con comuni che fanno fatica a riempire le scuole perché ormai molti bambini figli dei giovani emigranti nascono altrove. Sono più di 20 i centri dove i residenti all'estero hanno superato quelli che sono rimasti in Sicilia. Il caso più eclatante è Acquaviva Platani nel Nisseno, dove sono rimaste 869 persone e quasi il triplo, 2.420, si sono spostate all'estero. Un deserto. La fuga di residenti non risparmia i grandi comuni a partire da Palermo, Catania e Messina. Sono 37.000 i palermitani che vivono all'estero, più degli abitanti del centro storico, 23.000 i catanesi che hanno lasciato la città per andare fuori. Tra le province Agrigento è la più abbandonata, con 160.000 residenti all'estero, e Favara è tra i primi 10 comuni per fuga di abitanti. Qualcuno specula come se il problema fosse l'immigrazione, in realtà dalle nostre parti il problema è l'emigrazione. Perdiamo non solo i giovani che trovano spiragli di vita migliori in altri paesi, ma stiamo tornando ad avere lo spopolamento della manodopera, quindi persone che magari fino a 20 anni, 30 anni fa lavoravano in Belgio, costrette a ritornarci a 55-60 anni, e questa è una tragedia. Al secondo posto c'è la provincia di Catania con 137.000 abitanti fuggiti altrove, seguita da Palermo con 135.000. Quasi la metà, il 44% di chi lascia la Sicilia per trasferirsi altrove sono giovani. La prima meta è la Germania. Qualcuno ritorna. Nel 2022 in 7.000 sono rientrati in Sicilia. L'olio extravergine di oliva, pilastro della cucina mediterranea, è sempre più caro. 1 litro ormai supera i 10 euro e nei prossimi mesi potrebbe costare ancora di più. Francesco Aloi. Al di fuori delle offerte prima si parlava di 4,99, ora siamo arrivati a 8,99. Il 2023 è come anno dei record per il costo dell'olio d'oliva. Sugli scaffali dei supermercati il prezzo medio supera i 10 euro al litro, all'ingrosso è di 9 euro. 10,99 euro l'olio, ma non è possibile. Prima quanto lo pagava? Ma all'incirca 6 euro, 6,50. Ci stiamo più attenti. La Spagna, primo produttore mondiale, ha registrato un forte calo nel raccolto. Così le aziende si sono rivolte ad altri paesi come l'Italia. Aumentando la richiesta, quindi salgono anche i prezzi. Considerato che la Spagna produce più del 60% dell'olio extravergine d'oliva del consumo mondiale, fa sì che le produzioni italiane, greche o degli altri paesi produttori di olio extravergine non bastano a soddisfare l'autoconsumo, quindi troviamo negli scaffali gli oli a dei prezzi molto ma molto elevati. Per la scarsa produzione spagnola sul banco degli imputati c'è la siccità, una piaga che non risparmia nemmeno l'Italia, con il raccolto che scarseggia anche in Sicilia. Noi siamo stati in un oliveto di Solarino, nel Siracusano, dove diversamente da altre zone dell'isola l'annata sembra andare bene. L'invito a tutti i produttori della filiera è di mantenere i prezzi, difendere il prezzo giusto dell'olio. Il prezzo giusto vuol dire un prezzo etico sia per chi produce sia per chi acquista. E se per alcuni produttori il costo dell'olio è giusto, i consumatori dicono che il prezzo è troppo alto, ma non finisce qui, perché nei prossimi mesi potrebbe lievitare ancora. Un ficus uguale a quello che cresce vicino alla casa del giudice Falcone e ricorda la strage è stato piantato stamattina nel giardino della sede ANAS di Mister Bianco. La pianta nasce proprio dalle gemme dell'albero Falcone che sono state duplicate nel Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale, un centro all'avanguardia in Europa. Le nuove piante generate dal ficus di Palermo sono già state donate a centinaia di scuole e di enti pubblici. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Stamattina siamo stati a visitare il dormitorio di Catania che ospita 50 senza fissa dimora. Fra loro c'è anche Orazio che racconta: tra queste mura ho trovato dignità. Giusy Lazzara.
Faccio dei lavori saltuari che non mi permettono di pagare l'affitto e grazie a questa struttura che mi dà la dignità di partire sempre ogni mattina a cercare dei lavori. La sua storia risuona in questo giorno aperto a tutti per far conoscere la struttura di accoglienza del comune di Catania. Una grande casa nel quartiere di Inesima Superiore che ospita 50 senza fissa dimora, italiani e stranieri. Qui si può dormire e fare colazione, la permanenza è di 9 mesi. C'è chi coltiva un piccolo orto. Vivere per strada quando si è perso tutto non è facile e non basta trovare un riparo sotto un portico sul marciapiede. Il tentativo è sempre quello di avvicinarli a noi, di cercare di far capire che l'accoglienza è una strada alternativa e magari la più sensata da poter fare. A volte riusciamo, altre volte no. Tante le persone che ancora vivono ai margini. Dobbiamo potenziare i nostri servizi, quindi dobbiamo potenziarli in ogni singola circoscrizione per far sì che chiunque si trovi in giro possa essere, recuperato attraverso le nostre unità di strada, sempre con gli enti del terzo settore che danno un grande aiuto. Un lavoro di equipe tra associazioni e volontari insieme, il Consorzio è bene il solco per mantenere aperta la struttura. La Camera Penale di Catania ha ricordato oggi l'avvocato Serafino Famà, ucciso 28 anni fa. Marco Carli. 28 anni esatti da quei colpi di pistola che la sera del 9 novembre del 1995, attorno alle 21, posero fine alla vita e al lavoro di Serafino Famà. A lui è intitolata la Camera Penale di Catania che con in testa il suo presidente, Francesco Antille, e tutti i membri del direttivo ha voluto dedicare un percorso alla memoria dell'avvocato penalista, ucciso dalla mafia. Il coraggio della libertà che compendia il pensiero di Famà e compendia anche l'impegno della nuova avvocatura sorta dopo il suo decesso, diventa il trade union tra la ricerca di una condizione di equilibrio tra lo Stato e soprattutto i cittadini, laddove nel processo penale si realizza il rapporto più drammatico tra l'autorità e il cittadino. Una giornata legata a un uomo di valore, la deposizione dei fiori a Piazzale Famà, luogo dell'agguato, e il ricordo nell'atrio del Palazzo di Giustizia di Catania davanti all'effigie commemorativa alla presenza delle autorità giudiziarie, militari e civili, ma anche un dibattito nell'aula delle adunanze di Palazzo di Giustizia. L'intento è chiaro: spiegare i valori e le insidie quotidiane dell'avvocatura legate alla difesa dei diritti e nel rispetto delle regole, quelle da sempre osservate da Serafino Famà, esempio costante, come è stato ripetuto giustamente più volte, insegnamento permanente per i più giovani. Studenti catanesi della Basilicata si sono esibiti al Teatro San Giorgi con 2 musicisti di eccezione, Alfio Antico e Paolo Sorge. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Tecnica, improvvisazione e creatività, il jazz va a scuola, crea legami, ponti tra culture, tra studenti siciliani e della Basilicata. È il progetto Basi Jazz, con la finalità di formare giovani guide del jazz a Matera, ha coinvolto il Liceo Stigliani e il Comprensivo Minozzi, in Sicilia l'Istituto Concetto Marchesi di Mascalucia e il Parini di Catania. A quale opportunità bella quella di far godere ai ragazzi cosa vuol dire suonare insieme e condividere. Prima di partire per Matera, l'orchestra interscolastica si è esibita al Teatro San Giorgi di Catania con ospiti speciali, il cantautore e percussionista lentinese Alfio Antico e il chitarrista catanese Paolo Sorge. Faccio musica popolare, ma direi che io sono popolare, amo la vita, amo la natura. E Paolo mi suggerisce: no, tu fai anche il jazz, non lo sai, ma la musica è così, come il vento non è mai uguale, o quando piove, senza tuone o con i tuoni, ma non è mai uguale, questo è bello. Questa capacità di ascoltarsi, di sentire quello che succede, essere in tanti ma formare un unico suono. Sono parole che potrebbero sembrare forse anche un po' banali, dette così, però poi assistendo al concerto credo che si chiarisca quello che sto volendo dire. A dirigere l'orchestra e a firmare gli arrangiamenti il direttore artistico del progetto, Giuseppe Privitera. Il futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo all'ospedale San Vincenzo di Taormina sarà l'argomento di oggi a Sicilia 24 Focus, la battaglia delle famiglie dei bimbi cardiopatici contro l'ipotesi di chiusura del centro di eccellenza, l'attesa delle decisioni della politica sullo sfondo di un reparto gioiello nel panorama della sanità siciliani. Ospiti di Roberta Lunghi, il presidente della Commissione Sanità alla Regione Giuseppe Laccoto, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, la giornalista
giornalista Valeria Maglia e Salvo Primavera, genitore del gruppo I Guerrieri del CCPM. Appuntamento in diretta dopo il TG alle 14.30 su Telecolor e streaming sulla siciliaweb.it. Potete inviare le vostre domande come sempre alla linea WhatsApp 342 745 5005. Ci fermiamo adesso e torniamo poi con le notizie di sport. Ed eccoci al calcio, il Catania lavora per chiudere con l'allenatore, con Silvio Baldini, che appare il profilo preferito dalla dirigenza. Intanto in Coppa Italia i rossazzurri sconfiggono il Picerno e vanno agli ottavi. Marco Carli. L'atmosfera del Pregara al Massimino, mercoledì di Coppa dopo il terremoto di domenica e con la dirigenza etnea in campo, con il nuovo consigliere bresciano, con Lodi che può assumere maggior peso, con Grella. Si attendono invano novità già da qualche giorno. Intanto la squadra deve riprendere il cammino e lo fa sotto la guida di Zeoli, uno che Catania ce l'ha nel sangue. Ho sempre pensato che a Catania ti devi violentare, passami il termine, dunque perché è una sofferenza e le esigenze della piazza e della tifoseria. L'approccio è lontano da quello apprezzato per così dire nelle ultime partite e meno male. In 20 minuti il Catania va sul 2-0, Castellini segna il suo primo gol in maglia rossazzurra e lo fa dopo un'azione ispirata da Chiarella che conquista la punizione e da Rizzo che la batte, la vecchia guardia insomma. Anche i ragazzi che sono arrivati quest'anno stanno cercando di ambientarsi il più velocemente possibile e noi dobbiamo aiutarli a farli capire in che piazza siamo, perché comunque anche nei momenti di difficoltà dobbiamo stare uniti. A sinistra la catena De Luca Maffei funziona al meglio, viene fuori il rigore che si trasforma in una parata del portiere lucano e poi nell'autogol di Diop, 2-0. Ma poi tornano i fantasmi, nella ripresa viene fuori la condizione ancora non ottimale di tanti interpreti, il Picerno schiera l'artiglieria pesante e prima accorcia con Cico, poi raddoppia grazie alla premiata dita Murano Vitali e rischia pure di passare in vantaggio se Bois non salvasse sulla linea. Per fortuna ci pensano Zammarini a assist e Deli gol. Il Catania passa, troverà il Crotone, adesso pensa al Cerignola. Per la panchina Brocchi è un'opzione, ma è Silvio Baldini il profilo che piace di più a Grella. Vince anche il Palermo con una rete di Koulibaly. Sentiamo Marco Gullà. Puntava a vincere per rialzarsi e il Palermo, anche se giocando a corrente alternata, ci è riuscito. Brescia ha battuto 1-0 al Barbera grazie a questo gol nel primo tempo di Koulibaly, pennellata di Valente e testa dell'ex Ternana che poi nell'esultanza chiama a raccolta i suoi compagni, come a dire rialziamoci tutti insieme. 3 punti d'oro per il Palermo nel recupero della seconda giornata, rosanero che si lasciano alle spalle il periodo di crisi e tornano al terzo posto ad 1 punto dal Venezia secondo e a 6 dal Parma che è primo. Una partita complicata e sofferta quella del Palermo. Corini ha rispolverato Valente e ha messo dentro Koulibaly che veniva da un infortunio e proprio da loro due è arrivata l'azione del gol. Il Brescia ci ha provato fino alla fine flirtando con la rete del pari però solo nel finale. I siciliani non hanno collezionato tantissime occasioni anche se sui piedi di Soleri nel finale è arrivata l'occasione per chiudere la contesa. Contavano i 3 punti, Corini espulsa a qualche minuto dalla fine, esulta ed esalta il gruppo. Così è stato, con grande volontà, forza di volerla portare a casa, mi è piaciuto lo spirito. I ragazzi hanno lottato veramente con la voglia di portare a casa un risultato che era fondamentale oggi, che riequilibra la classifica e di conseguenza lo volevamo, l'abbiamo ottenuto e devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché spesso si dice la squadra che lotta, che fa e oggi abbiamo messo dentro il cuore e l'abbiamo vinta col cuore. Migliore in campo colui che ha segnato la rete della vittoria. È stato bello segnare al Barbera perché è un gol che mi serviva, ci mancava e comunque sono contento per aiutare la squadra. Domenica Palermo di scena ancora al Barbera, questa volta arriva il Cittadella. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso il nostro approfondimento dedicato alla lotta per salvare dalla chiusura il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Per noi è tutto, vi auguro un buon pomeriggio.